Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Impatto fatale nella notte a Partinico, si schiantano in auto contro una saracinesca e muoiono 2 giovani di 21 e 25 anni, il decesso poco dopo l'arrivo in ospedale. Svolta nel caso del duplice accoltellamento a Favignana, arrestato un 18enne che dopo aver ferito 2 persone aveva aggredito anche i 2 operatori del 118 che erano intervenuti. La consulta conferma il divieto di costruzione entro i 150 metri dal mare. Legambiente Sicilia, vittoria per la legalità, si proceda alle demolizioni. Il minuto di silenzio anticipato all'Albero Falcone ieri durante la commemorazione della strage di Capaci diventa polemica. I manifestanti dicono non volevano il confronto. Parcheggi contesi a Catania, il centro storico ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti sugli stalli a pagamento. Assegnate dai pediatri italiani e stranieri le bandiere verdi. Tra le 18 spiagge a misura di bambini in Sicilia, 6 sono nel Ragusano. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania caccia del 25° scudetto. Nel pomeriggio al Palanesima gara 1 contro Roma. Calcio, primi movimenti per le siciliane in vista della prossima stagione. Il Palermo e Dionisi sono virtualmente divorziati. Mimmo Toscano dovrebbe restare in rossazzurro. Ben trovati, apriamo il telegiornale con il tragico incidente nella notte a Partinico. Sono morti 2 ragazzi di 21 e 25 anni. L'auto è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro una saracinesca. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Stavano rientrando a casa quando, ancora per motivi da accertare, l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, è finita fuori strada in via Principe Umberto a Partinico, schiantandosi contro la saracinesca di un garage, sfondandola. Sono morti così Cristian Abate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21, entrambi del paese in provincia di Palermo. L'auto è pesantemente danneggiata, come vediamo da queste immagini girate stamattina. Chi si trovava al volante ha perso il controllo ed è finito contro la saracinesca di questo garage. L'impatto è stato fatale. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Partinico. L'impatto è stato violentissimo. I giovani sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Partinico, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei 2 ragazzi. Scene di panico e disperazione da parte di parenti e amici. E dopo alcuni giorni di indagini è stato finalmente risolto il caso dell'accoltellamento avvenuto a Favignana. Ai domiciliari è finito un ragazzo di 18 anni fermato dopo aver aggredito 2 soccorritori intervenuti per dare aiuto ad altre 2 persone che erano sempre state ferite dal ragazzo. Ma sentiamo meglio nel servizio di Laura Spanò. È finito ai domiciliari il 18enne che nei giorni scorsi aveva accoltellato la madre della fidanzata e il compagno, entrambi intervenuti per sedare un litigio scoppiato tra i 2. Ora il 18enne si trova ai domiciliari a Trapani, accusato di lesioni personali aggravate. Tutto è successo sulla più grande delle isole dell'arcipelago delle Egadi, Favignana. È notte fonda e i carabinieri vengono allertati dai medici del poliambulatorio che un giovane aveva aggredito 2 volontari del 118 della pubblica assistenza AMPS Paceco Soccorso, intervenuti per soccorrere lui e altre 2 persone raggiunte da diversi fendenti. La vicenda in quel momento sembra riconducibile solo allo stato di alterazione psicofisica del giovane. Arrivati alla guardia medica dell'isola, infatti, il 18enne aveva prima minacciato i 2 volontari con un coltello e un accendino, poi aveva iniziato a sferrare calci e pugni all'ambulanza fino a provare a metterla in moto per scappare via. Il giovane viene fermato dai carabinieri mentre la signora e il compagno venivano urgentemente trasferiti prima all'ospedale di Trapani e da lì a poco a Palermo. Le ferite ricevute avevano raggiunto diverse parti del corpo. Ora, a distanza di qualche giorno e dopo le opportune verifiche sul momento che aveva scatenato l'accoltellamento, il 18enne è finito ai domiciliari a Trapani. Arriva la conferma dalla consulta per il divieto di costruzione entro 150 metri dal mare. La soddisfazione è di Legambiente Sicilia, che considera questa una vittoria per la legalità. Giusy Lazzara.
Arriva dopo anni di denunce contro la cementificazione selvaggia delle coste siciliane. Ieri la Consulta ha stabilito il divieto di costruzione entro 150 metri dal mare. Negli ultimi 35 anni il 9% della nostra costa è stato cancellato dal cemento, nonostante la presenza del vincolo paesaggistico, quello del divieto di edificare. Ci sono 40.000 edifici abusivi e Legambiente ricorda che si è continuato a realizzare complessi e strutture alberghiere illegalmente, promettendo sanatorie che spesso non sono state mai rese definitive. È una vittoria di civiltà per la legalità e per l'ambiente. Adesso bisogna ristabilire questo principio procedendo rapidamente alle demolizioni di questi manufatti ancora presenti in questa fascia costiera e restituendo le spiagge alla naturalità dei luoghi. Il divieto esclude le costruzioni prima del 1976 perché ancora non esisteva la norma. Nel frattempo i sindaci, quando l'ordinanza di demolizione era esecutiva, potevano procedere. Il comune di Carini nel Palermitano è un esempio virtuoso. L'amministrazione aveva già scritto alla Corte Costituzionale per sostenere l'ordinanza anticondono. Abbiamo liberato più di 1 chilometro di costa, dice il sindaco Giovì Monteleone, e la nostra lotta all'abusivismo non si ferma. Buone pratiche che adesso potranno essere estese ad altri comuni siciliani. Adesso torniamo alla commemorazione di ieri per la strage di Capaci, perché adesso è polemica per il minuto di silenzio anticipato all'albero Falcone. La sorella Maria, appunto la sorella di Giovanni, dice: la memoria non è un cronometro. Ma sentiamo il servizio Marco Gullà. Il 23 maggio continua a lasciare strascichi di polemiche. Questa volta a inasprire il clima è stato l'anticipo del minuto di silenzio sulla strage di Capaci, ovvero alle 17:58. Quando però è arrivato il corteo degli studenti alle 17:50, al grido di "fuori la mafia dallo Stato", l'ex presidente del Senato Pietro Grasso aveva già pronunciato i nomi di Falcone, Morvillo e degli agenti di scorta seguiti dal silenzio. Ne è scaturita un'ulteriore contestazione da parte dei partecipanti del corteo. Premo il minuto di silenzio, perché per noi è sacro il minuto di silenzio, per dimostrarvi che noi vogliamo fare memoria di Giovanni Falcone, Francesco Morvillo, Vita Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Siamo qui per fare memoria. Non volevano il confronto, hanno detto alcuni manifestanti, puntando il dito contro i ministri presenti ieri alle celebrazioni del 33° anniversario della strage di Capaci, ovvero Nordio, Piantedosi e Giuli. Non c'era alcuna voglia di alimentare polemiche. È vero, il silenzio del trombettista è arrivato con qualche minuto di anticipo, ha invece detto Maria Falcone, sorella del giudice ucciso. Per noi la memoria non è un cronometro, ma impegno in ogni attimo della nostra vita. Un anticipo però anomalo. Non era mai accaduto che il silenzio in occasione della strage di Capaci fosse celebrato minuti prima. Per il ponte sullo Stretto sono allo studio i più rigidi e rigorosi modelli antimafia già adottati con successo per ricostruzione post-terremoto, Olimpiadi e nuovi ospedali calabresi. Così, in una nota, il MIT dopo la bocciatura da parte del Quirinale della norma sui controlli voluta da Salvini. Annullata la gara da 466 milioni per il nuovo volto dei porti di Catania e Augusta, i rilievi dell'autorità anticorruzione e della Corte dei Conti. Giusy Lazzara. Annullata la maxi gara d'appalto da 466 milioni per rifare il look dei porti di Catania e Augusta. È stato il presidente dell'autorità portuale di Catania, Francesco Di Sarcina, a bloccare tutto dopo i rilievi dell'autorità nazionale anticorruzione della Corte dei Conti. Criticità a partire dall'importo, che era errato 176 milioni invece di 466, che dovevano servire per la gestione di 44 servizi portuali e una nuova stazione marittima. Una marcia indietro che Sarcina aveva giustificato con l'impossibilità a superare le criticità sollevate, tutto perché la piattaforma telematica non permetteva di modificare il bando, rivedere il capitolato, avendo anche già aperto le buste per la gara.
Anche su questo erano emerse frizioni con i consigli comunali di Catania e Augusta che avevano acceso la polemica, e anche un'azienda che avrebbe voluto partecipare aveva presentato un esposto all'ANAC. La Corte dei Conti esprimeva perplessità anche sulla gestione finanziaria dell'autorità portuale per il 2021, pubblicato nel 2024. Adesso andiamo a Catania con risse e duelli rusticani. Per cosa? Per contendersi i parcheggi a pagamento. Accade nel centro storico della città, diventata ostaggio di bande che chiedono il pizzo agli automobilisti. Ma sentiamo Tonino De Mana. Ci sono risse ogni sera con coltelli e bottiglie rotte. Dalla sosta selvaggia al parcheggiatore selvaggio, capace di assalire per pochi euro o di dare vita ad autentici duelli rusticani per accaparrarsi un'area di sosta già di per sé a pagamento. Bande di extracomunitari lottano tra loro, si azzuffano, si sfidano a colpi di bottiglie o oggetti contundenti per averne il controllo, una sorta di pizzo con tanto di appostamento alle macchinette. Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, via Luigi Sturzo e il triangolo del malaffare, e a farne le spese sono gli automobilisti. In queste immagini il vetro in frantumi di una macchina, con il proprietario forse colpevole di non aver soddisfatto le richieste degli abusivi, tra l'altro sulle strisce blu. Le bande di cittadini extracomunitari organizzate per clan nazionali che si dividono in pratica i proventi di un'attività illecita che è quella del parcheggio abusivo. Catania, terra di paradossi, non si smentisce neanche in tema di parcheggi. In meno di 100 metri sono presenti 2 parcheggi AMTS, uno presidiato e custodito anche di notte, l'altro lasciato al suo destino, focolaio di insicurezza e di illegalità, dove gli extracomunitari stranieri, specie nordafricani, entrano in conflitto con senegalesi e nigeriani. Noi qua abbiamo una problematica assurda che ci fa distinguere a 50 metri di distanza in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ci siamo rivolti al presidente della MTS, all'avvocato Vittorio, uno stimato professionista, per chiedergli di risolvere la situazione, cioè così come custodito questo, custodire quell'altro. Evidentemente non è stato possibile esaudirci al 100%. Negli ultimi tempi, ad onore del vero, i controlli interforze sono aumentati, ma non bastano per frenare una storica piaga. Gravi criticità sono state riscontrate durante i controlli della polizia di Catania in una macelleria di via Di Prima nel quartiere San Berillo. Il titolare è stato sanzionato per 8.700 euro. Sono stati trovati 10 kg di carne senza tracciabilità che è stata distrutta, sequestrati anche 10 litri di olio. Durante il controllo gli agenti hanno appurato altre infrazioni amministrative. I poliziotti hanno identificato, oltre al titolare, anche la moglie e 2 figli di 6 e 8 anni trovati a giocare su un materasso sudicio buttato a terra, infilato in un anfratto della cucina accanto ai fornelli. I genitori hanno dichiarato di dormire lì saltuariamente e che avrebbero provveduto a trovare un luogo idoneo per fare giocare i bambini. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi parleremo delle tante bandiere verdi che sono state assegnate alle spiagge siciliane. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, 3.000 pediatri italiani e stranieri hanno assegnato le bandiere verdi. Sono andate alle località balneari più sicure e accoglienti per i bambini. In Sicilia ce ne sono ben 18, 6 in provincia di Ragusa. Sentiamo Veronica Barbarino. Mare non troppo profondo, assistenza ai bagnanti e spazio per giocare sulla sabbia è l'identikit della spiaggia a misura di bimbo in cui sventola la bandiera verde. In Italia ne sono state assegnate 150, 18 sono in Sicilia e ben 6 in provincia di Ragusa. A riconoscerle oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri. La Costa Iblea le ottiene per le spiagge di Marina di Ragusa, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria e Ispica. Per quest'ultimo comune è un riconoscimento di consolazione vista la mancata assegnazione della bandiera blu nei giorni scorsi. Per numero di bandiere, inoltre, la provincia ragusana si piazza tra quelle italiane con il maggior numero, a pari merito con Teramo e Venezia. Per il resto della Sicilia, 3 bandiere sono andate in provincia di Palermo, 4 a Trapani, una sola spiaggia nel Catanese, nel Siracusano e nell'Agrigentino, 2 le spiagge ideali per le famiglie nel Messinese. Non resta quindi che dare adesso il via all'estate, garantendo anche ai più piccoli vacanze sicure e divertenti e ai genitori un soggiorno sereno.
Adesso a Messina per parlare di grandi eventi estivi, di concerti, ma in chiave di ricaduta economica per il territorio. Pensate che per il doppio concerto di Vasco Rossi in programma tra meno di un mese non si trova più nemmeno una camera libera. Sentiamo Francesco Triolo. Quasi come una caccia al tesoro, cercare una camera per alloggiare tra il 21 e il 22 giugno a Messina è un'impresa. Per rendersene conto è sufficiente andare su uno dei maggiori portali online di ricerca di alberghi e B&B e ci si rende conto come su quasi 700 strutture registrate ci sia posto soltanto in 5 ed a prezzi più che raddoppiati. Il motivo è presto spiegato, basta guardare il calendario degli eventi previsti in città, il doppio concerto di Vasco Rossi che richiama fans da tutta Italia ma anche dall'estero, Malta in particolare. E non è un caso perché una situazione del genere, sempre scorrendo quel portale, si riscontra anche per il 28 giugno, concerto di Cesare Cremonini, e per il 18 luglio, concerto di Ultimo. Insomma, per Vasco Rossi c'è il 98% delle strutture occupate, per gli altri due siamo quasi al 92%. Questo per comprendere anche il peso dei grandi eventi per il tessuto economico. Uno studio ha certificato come per ogni euro speso la ricaduta sulla città è di 7 volte. Ogni euro di ricavo da parte di questi eventi impatta per 7 volte sul tessuto, cioè su 1 milione di euro di incasso 7 milioni si riversano sul tessuto socio-economico, tenuto conto che un biglietto costa mediamente da 70 a 100 euro per 40.000, per 8 concerti capite bene il moltiplicatore a che cifre arriva. E Messina si conferma come una delle città del sud preferite per l'organizzazione di concerti di grande richiamo. Già per il 2026 sono stati annunciati Eros Ramazzotti e Geolier, per il 2027 sono stati bloccati 2 grandi artisti. Oggi è sabato e su Telecolor alle 14:30 c'è Il Punto e qui in studio c'è Luca Ciliberti per le anticipazioni sulla puntata. Luca. Grazie Alberto, oggi parleremo di politica, quella politicante, quella dei partiti, perché ci sono 2 partiti che in questo momento stanno vivendo divisioni interne asprissime. Uno è il Partito Democratico che cerca di trovare la quadra in vista dei congressi regionali, tutto attorno al nome di Anthony Barbagallo, ci sono correnti, mozioni eccetera, cercheremo di capire cosa sta succedendo, ci sono anche tanti ricorsi in questo partito. E poi c'è la protesta silenziosa, il mal di pancia silenziosi, quelli dentro Forza Italia. Avremo tra gli ospiti Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, che è come dire, un punto di riferimento per molti deputati regionali siciliani in Forza Italia. Avremo tanti esponenti del Partito Democratico. Avremo anche Alessandro Porto che si è caratterizzato per l'ennesimo cambio di partito, approdato da nuovo deputato regionale all'Assemblea regionale siciliana. Quindi insomma dopo il telegiornale cominceremo a sviscerare tutti questi temi. Allora, noi ci fermiamo però adesso per un'altra pausa e ritorniamo tra poco. Oggi è una giornata molto importante per la pallanuoto femminile, per l'Orizzonte Catania. Ne parliamo tra poco, dopo la pausa. Tornati in studio, pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania caccia del 25esimo scudetto e oggi alle 18:30 al Palanesima, gara 1 contro Roma. Il servizio. Ancora una volta loro, ancora una volta in vasca per contendersi il tricolore. Al Palanesima, fischio d'inizio alle 18:30, Orizzonte Catania e SIS Roma si affrontano in gara 1 scudetto, dopo aver superato rispettivamente Trieste e Rapallo. È il remake delle sfide del 2018, 2019 e 2022-2023, entrambe vinte dalle etnee che vanno a caccia del 25esimo titolo nazionale di pallanuoto femminile. Si gioca il meglio delle 3 partite con le atlete di Martina Miceli che vogliono partire con il piede giusto pur avendo la consapevolezza di affrontare un avversario di tutto rispetto che insegue il primo scudetto. L'Orizzonte proverà ad indirizzare la sfida cercando di sfruttare il fattore campo e quindi il calore del pubblico catanese. Gara 2 a Roma martedì 27 maggio ed eventualmente finalissima a Catania martedì 31 maggio quando verosimilmente verrà segnato il tricolore, ammesso che una delle 2 antagoniste riesca ad ottenere 2 vittorie in 3 giorni. E adesso al calcio con i primi movimenti in vista della prossima stagione per le società siciliane, ma sentiamo Marco Gullà.
Il Palermo è Alessio Dionisi, un divorzio già scritto e in attesa di essere ufficializzato. L'entourage dell'allenatore sta definendo la rescissione con la proprietà del Palermo. Fallita la promozione in Serie A, con l'eliminazione ai play-off per mano della Juve Stabia, il destino del tecnico è segnato e la panchina rosanero sarà presto ufficialmente vuota. Via Dionisi, in casa Palermo si pensa quindi al sostituto. Il casting è già iniziato da qualche giorno. I nomi più accreditati sono quelli di Alberto Gilardino, Filippo Inzaghi e Fabio Pecchia. Osti rimarrà come direttore sportivo ma sarà affiancato da un collaboratore. La società rosanera ha intanto annunciato il primo movimento ufficiale in uscita. Il difensore danese Graves è stato ceduto agli olandesi del PEC Zwolle. Ieri per il Palermo rompete le righe e arrivederci alla prossima stagione. Stesso copione anche per il Catania. Ieri al Cibalino il tecnico Mimmo Toscano ha diretto l'ultimo allenamento della prima squadra. Un Catania deluso e ferito per una stagione di alti e bassi e che i tifosi speravano potesse continuare fino all'ultimo atto dei playoff, ma così non è stato. Mimmo Toscano potrebbe restare, c'è cauto ottimismo sulla permanenza dell'allenatore che non vorrebbe lasciare il progetto a metà. Anche il club teneo sembra orientato a confermare Toscano, prossima settimana incontro tra le parti. E in vista della prossima stagione sta già lavorando a fari spenti il Trapani, che però come prima cosa vorrà evitare, tramite ricorso, di partire con un segno meno in classifica a causa del deferimento legato alla gestione finanziaria del club e all'utilizzo dei crediti d'imposta, un po' come è successo al Brescia in Serie B. Il presidente Granata, Valerio Antonini, promette battaglia. E il telegiornale è finito, vi ricordo tra poco il punto, subito dopo la sigla. L'informazione tornerà invece su Telecolor alle 19. A tutti un buon pomeriggio.